Personale della Divisione della Polizia Anticrimine della Sezione Misure e Prevenzioni Patrimoniali della Questura di Agrigento ha dato esecuzione a sequestri patrimoniali nei confronti dei fratelli Mayra, Antonio e Giuseppe di Canicattì, rispettivamente di anni 71 e 65. Il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 400.000 euro, tra immobili situati a Canicattì, Caltanissetta, depositi bancari intestati a loro e ai familiari. Dei due fratelli Mayra, Antonio è stato il personaggio di primo piano nel panorama delinquenziale della provincia di Agrigento, in quanto militante già negli anni '80 nel clan Stida, per conto del quale si macchiò di gravi reati subendo diverse condanne, tra cui quella più pesante, inflittagli con la pubblica accusa sostenuta dall'allora giovane magistrato Rosario Livatino, vittima della violenza mafiosa, proclamato beato la scorsa domenica. A dire dei vari collaboratori di giustizia, il giudice Livatino fu ucciso proprio perché aveva inflitto forti condanne agli affiliati della SIDA, tra cui appunto figurava Antonio Mayra. Infatti, per i suddetti reati, il traffico di droga in contesto associativo ed armi, il predetto fu condannato dal Tribunale di Agrigento nel 1986 alla pena della reclusione di anni 22 e 6 mesi, ridotta poi in appello ad anni 17 e 6 mesi di reclusione. Fu quello che prese la condanna più elevata, che scontò fino all'anno 2004. Intanto c'è da dire che questo sequestro è l'esito di una brillante attività condotta negli anni 2018 e 2019 dalla squadra mobile insieme alla compagnia carabinieri di Canicattì, che ha condotto ai provvedimenti di fermo di indiziato di delitto dei fratelli Mayra Antonio e Giuseppe Canicattinesi. L'indagine ha ricostruito tutti i loro flussi finanziari, andando a scavare su tutte quante le entrate e le uscite dei loro patrimoni, ha condotto al sequestro di 19 conti correnti bancari, rapporti bancari, 5 immobili come appartamenti e 3 magazzini, quindi in tutto 8 immobili. Quindi un patrimonio complessivo di circa 400.000 euro più circa 15.000 euro di liquidità trovata sui detti rapporti di conto. Noi vogliamo dedicare questa operazione al giudice Livatino. In questa settimana ricorre appunto la sua beatificazione occorsa la scorsa domenica, perché il giudice Livatino fu colui il quale fece condannare il Mayra Antonio e tutta la sua cellula criminale con cui operava in territorio di Canicattì per conto del gruppo della Stidda, del clan Stidda contrapposto a Cosa Nostra, e fu colui che fece prendere pesantissime condanne, 22 anni e 6 mesi all'epoca, poi riformulata leggermente in appello al Mayra Antonio. Fu quello che prese la condanna più importante, più pesante, e come poi conclamato nella sentenza letto croce più 77 e in appello, fu proprio queste condanne rivolte che fece il giudice Livatino prendere contro il paracco più operativo che all'epoca era, che è questo di Canicattì, che si occupava di traffico di droga e di rapine. Come ritorsione appunto alla sua opera incisiva fu decretata la sua uccisione da parte dei responsabili del clan della Cosca, che poi avvenne negli anni 1990. Quindi possiamo dire c'è senz'altro un nesso di causalità in tutto ciò, e per questo noi, la persona colpita è Mayra Antonio, che fu uno stiddaro ante litteram e fu in qualche maniera collegato alla situazione che riguardò il giudice Livatino, e noi vogliamo dedicargli questa operazione che per noi appunto ha un forte, elevatissimo valore simbolico. Qual è stata la difficoltà, considerando che sono trascorsi oltre 20 anni? La difficoltà è quella di una ricostruzione meticolosa, passo per passo, movimento per movimento, di ogni singolo cespite, di ogni singolo capitale che transita attraverso gli istituti bancari o gli istituti postali. Soltanto questa ricostruzione così meticolosa, così attenta e collegata ci può portare a un risultato di questo tipo. Ribadisco, come poc'anzi accennavamo, al fatto dell'importanza delle indagini patrimoniali che devono trovare sempre maggiore sviluppo ed accompagnarsi proprio alle indagini investigative di polizia giudiziaria. Quindi assieme alla repressione giudiziaria, alla persecuzione dei soggetti che ne sono responsabili, anche il recupero delle ricchezze legittimamente costituite.